Eccoci qui, siamo a Bulzi, nel territorio di Bulzi, appena fuori del paese. Tanto prima sono passato a Sedini per vedere insomma anche la parrocchiale, qualcosa purtroppo era chiusa, però ho fatto volare il drone, quindi vi invito anche, andate anche a Sedini, che è un bellissimo borgo dove ci sono anche le Domo de Vadas, diverse insomma e interessanti insomma cosette culturali, architettoniche, insomma. Poi c'è anche del buon cibo, insomma andate, vedete, viaggiate, conoscete questa nostra magnifica terra. Intanto sono venuto qua, ma quante volte sarò venuto in queste zone, così come a Sedine o a Tergo, insomma. È da almeno 23-24 anni forse, insomma, da più di 20 anni che giro per tutta la Sardegna e poi mi recherò anche nel Cagliaritano, nel Nurese, insomma. Ci saranno tante cose da fare, da rivedere, tantissimi luoghi importanti e interessanti che hanno segnato questa mia vocazione culturale e che ora si è insomma manifestata non solo nel giornalismo, perché insomma sto già scrivendo per la Gazzetta Sarda, seguite la Gazzetta Sarda, e anche per la conduzione televisiva, oltre che per lo scrivere. Ricordate di iscrivervi al canale, di vedere tutte le playlist che ci sono, compresa quella di Mamma Sardegna, ma anche, se vi fa piacere, anche quella delle canzoni, giusto per variare un pochettino di tematica. E intanto adesso ho già fatto volare il drone qui a San Pietro, bellissima ex residenza monastica, mi piace chiamarla così, un altro gioiello del romanico che ci ricorda sempre l'architettura di Saccargia, l'architettura di San Michele di Salvenno, l'architettura di Sorres, Borutta e tante altre di questa porzione di storia che è la nostra parte medievale della Sardegna. Andiamo a vedere qualche dettaglio adesso con la mia Insta360 Ace Pro. Andiamo. In questa giornata autunnale ormai di novembre, colori belli, profumi meravigliosi che non potete voi sentire, ma venite in questi luoghi, anche se è fatto un po' di pioggerellina, girate, andate, scoprite la nostra terra di Sardegna e vedrete anche questi gioielli. Certo, chi ha la possibilità di andare anche oltremare, vada oltremare e veda, scopra, ammiri. Tanto noi adesso vediamo con questi bellissimi colori, guardate che colori che ci sono, del cielo che ci regala. Al di là insomma della chiesa ci sono le montagne, veramente un luogo straordinario che sempre mi affascina e mai mi stancherà. Per cui adesso insomma vediamo un attimino questi particolari della chiesa. Intanto nel portale già sto lunotto insomma ricorda un po' l'architettura che abbiamo visto anche a Tergo, no? nelle parti rifinite, diciamo così, ma quello che spicca abbastanza è la figura centrale con queste altre due figure. A mio avviso si tratta di San Benedetto da Norcia, cioè l'iconografia è la rappresentazione della dipartita di San Benedetto da Norcia, appunto come si racconta nelle sue Paristorias, ce lo dice anche Gregorio Magno, il grande Papa, che insomma muore in piedi sorretto da due dei suoi confratelli monastici, monaci, con le braccia alzate al cielo, e insomma questo è quello che ci ricorda la testimonianza, e noi lo vediamo qui sul lunotto. Ecco che vedete anche questo rosone, sembra quasi che voglia riprendere lo stesso l'architettura di Tergo, però insomma sono rimasti un po' più sobri, diciamo così. Adesso facciamo un giro un po' intorno, così vediamo di che cosa si tratta, anche insomma tutto il resto della struttura. Vi ricordo che è di ambito benedettino, è un romanico, come appunto dicevo anche prima, e quindi qui c'erano comunità monastiche, la regola di San Benedetto, un periodo quello medievale sardo che magari molti non conoscono, ma che è è di grande interesse. Ora stiamo andando un po' di dietro, sono anche un po' di lavori, di scavi, per cui non vogliamo essere invasivi in questo modo, ma giusto per darvi una panoramica almeno dell'abside e un po' insomma delle altre parti legate alla chiesa. Adesso ritorniamo da quell'altra parte e probabilmente adesso andrò, chissà, ritornerò a casa, mi sembra ancora presto, ma forse sulla via del ritorno
posso andare a vedere qualcosa magari che non è romanico, ma ho visto tante volte, mi ricorda ancora di più il passato della nostra terra, e forse mi sa che andremo in quel di Nulvi, ma lo vedrete, chissà. Intanto noi adesso chiudiamo qui questo momento e da Bulzi per il momento diciamo che così è tutto, come si dice. Ed eccoci qui per questo nuovo viaggio, nuovo vlog. Siamo qui nella bellissima romanica chiesa di Santa Maria di Cea, nel territorio di Banari, un luogo veramente meraviglioso, e tutto il territorio di Banari è veramente meraviglioso. E qui adesso è anche zona di caccia, insomma, oggi è una domenica di caccia di novembre. Io sono già stato a Itri, ho fatto volare il drone sulla parrocchiale Sapieto in Vincoli, che è una parrocchiale, la facciata soprattutto, del tutto progettata e quindi architettata in maniera esemplare dal illustre Salvatore Calvia, il risorgimentale del 1848, ed anche l'architetto, anche pittore possiamo dire, e padre dell'illustre Pompeo Calvia, ma anche di Mario Calvia, di Antonino Calvia, insomma personalità davvero interessanti, dove anche nella famiglia illustri donne, veramente, veramente donne di cultura, come insomma la compianta Caterina, giovanissima, molto giovanissima, e tutte queste informazioni le trovate sul mio libro, la mia pubblicazione appunto su Salvatore Calvia, Uomo d'arte Risorgimento, in tutti gli store digitali potete acquistarlo, potete ordinarlo, e c'è tutta la storia, la vita, insomma, dalle fonti d'archivio di questo illustre personaggio. Ora sono qui a Santa Maria di Cea, ho già fatto volare il drone, vedrete le immagini, è un luogo veramente interessante. Adesso magari integrerò anche con la mia Insta360 Ace Pro, ottimo prodotto, alcune immagini, video, e anche magari poi farò anche qualche scatto per me. E questo è un altro viaggio, un altro modo per raccontarvi un po' quelli che sono i luoghi che io già da più di 20 anni frequento, ho raccontato e continuo a raccontare su YouTube, in questi vlog di viaggio della terra dei Nurages. Vogliono essere semplicemente molto conviviali e non troppo tecnici, per questo vi rimando sempre alle puntate televisive sia del programma Mamma Sardegna e dei prossimi programmi, insomma, che andranno in onda, anche qualcosina nella playlist di Alle Porte della Storia, dove c'è molto più, diciamo così, tecnicismo, molto più rapporto scientifico, anche se c'è anche un po' di, insomma, convivialità, e quindi niente, insomma, io continuerò a viaggiare in questa bellissima domenica di
Ed eccoci qui al nuraghe Corvos, in territorio di Florinas. Non siamo così lontani da quel bel paese di Florinas, anche quello ricco di tradizioni, che vi invito ad andare a visitare, e anche con l'occasione di vedere anche il santuario dell'altopiano di Giorrè. Ma ora qui vediamo questo nuraghe, seppur brevemente, un nuraghe particolare anche perché ha una sua bicromia, quindi dal punto di vista del colore, della tecnica e della particolarità costruttiva, quindi edificato in questo modo. E ora andiamo a vederlo, molto bello, un nuraghe accessibile, ben tenuto, insomma qui vediamo, apprezziamo che cosa viene fatto qui a Corvos. C'è anche un piccolissimo parcheggio, però insomma qualche macchina ci sta, quindi venite a visitarlo, fate un giro per capire e iniziare a scoprire quelle che sono le dinamiche della nostra antica civiltà nuragica, che anche qui a Florinas e nel territorio di Florinas diversi studiosi, insomma tra cui Merella, hanno raccontato egregiamente quella che è l'antica terra della Sardegna, che io mi sono permesso di rinominare così: Sardegna, immagine dei millenni. Vi rimando sempre, per ogni specifica tecnica sulla civiltà nuragica, alle varie puntate televisive registrate, soprattutto su Mamma Sardigna, dove abbiamo anche incontrato esperti di settore, quindi anche archeologi. Andate, rivedetele, che quel programma è stato fatto veramente per dare un carattere divulgativo appunto alle condizioni culturali della nostra isola di Sardegna. Ma ora andiamo, seguitemi, facciamo una passeggiata al nuraghe. Ecco che ci apprestiamo ad incontrare il nuraghe, che già da questa immagine vi può apparire come un monotorre, ma in realtà ha una parte aggiunta, benché non si veda ormai quasi più, frontale, di almeno 2 torri, e che quindi fa di questo nuraghe non un monotorre ma un complesso nuragico. Un complesso molto particolare, interessante. Sembra che ci siano stati anche dei restauri in età già antica, quindi probabilmente ha sofferto di qualche, come dire, instabilità strutturale, ma questo lo sapremo forse ed esclusivamente da quello che è lo scavo archeologico. Intanto adesso mi avvicino e faccio vedere queste mastodontiche pietre edificate. E poi, come vedete, sulla sommità c'è quella parte di bicromia in trachite che sovrasta quella in calcareo, arenaria, insomma, comunque di una roccia costruttiva differente, di una pietra differente. E ora ci avviciniamo e lo vediamo un po' da vicino, soprattutto nell'ingresso. C'è ancora da scavare, ma comunque resta affascinante anche per il luogo. Andiamo. Nel nuraghe si può entrare un po' abbassandosi, io non entrerò, sono entrato tantissime volte, magari un altro giorno con le torce, insomma in un'altra occasione riuscirò a farvi vedere meglio qualcosa di più specifico. Intanto per questo momento decliniamo, insomma. Ecco una delle pietre appunto della bicromia, e poi vedete insomma anche l'architrave, insomma molto grande, interessante, veramente particolare. In lontananza si sentono gli spari della caccia, ma non vi preoccupate, noi siamo in una zona tranquilla. Vedete com'è il nuraghe, molto interessante. Adesso proverò anche a dare un giretto intorno, intanto poi vediamo, rigirandoci, quelle che sono appunto le tracce di questo bilobato, di questa parte appunto addossata, frontale alla torre principale.
Insomma, deve essere stato un nuraghe molto molto interessante. Adesso anche il percorso ambientale, così possiamo dire, è veramente interessante, con questi alberi danno una particolare cornice suggestiva all'insieme architettonico del nuraghe stesso. Vedete, insomma, ci sono delle pietre che sono cadute ovviamente dalle parte sommitale. Vedete che bello, veramente un luogo molto molto interessante che anche ai bambini può piacere, quindi venite anche con le vostre famiglie, insomma. Ecco, siamo quasi nel retro del nuraghe, del complesso nuragico. Bene, credo che da qui, insomma, posso un pochettino, insomma, salutare. Molto bello da questa bella immagine del nuraghe con il sole che filtra dagli alberi, insomma, dai rami degli alberi. Ricordate di iscrivervi, ricordate di mettere un like, ricordate di seguirmi anche sui social e non vi dimenticate di seguirmi anche in TV, e quindi, insomma, per un divulgare insieme, stare insieme per questa che è una cultura davvero unica, la nostra, all'interno della grande cultura italiana, di cui io sono molto molto amante, perché l'Italia è veramente un tesoro, un patrimonio culturale immenso. Continuiamo a viaggiare.